Ben ritrovati qui dal Palaberta di Montegrotto Terme. Dopo aver raccontato la finalissima della Coppa Italia Serie D maschile, ora è la volta del femminile. Vedete allineate a centrocampo le formazioni della Pallavolo Celadina Volley Bergamo e del CS Cogne Aosta. Come di consueto verrà dato spazio all'inno nazionale. Con grande orgoglio abbiamo sentito l'inno di Mameli, che di fatto dà inizio a questa manifestazione che, ricordiamo, assegnerà il titolo nazionale di categoria, ovvero della Serie D femminile. Si troveranno una contro l'altra le formazioni miglior classificate del ranking, ovvero la Pallavolo Celadina Volley Bergamo e la CS Cogne Aosta, terza miglior classificata del ranking. Le due formazioni erano inserite nel girone A per quanto riguarda la Pallavolo Celadina Volley Bergamo e girone B per quanto riguarda il Cogne Aosta. Celadina ha superato Perugia e Perugia è stata poi battuta da Fano. Nella sfida Celadina-Fano si è quindi decisa la finale. La finalina del terzo-quarto posto ha visto una contro l'altra la formazione del Fano e del Trepuzzi, che era l'altra squadra del girone B, ad imporsi nella finalina al terzo-quarto posto, ed è stata la formazione del Fano, match chiuso al tie break. Ma andiamo quindi a raccontare questa finalissima, che sarà diretta dal primo arbitro Paolo Zamparini di Vicenza e dal secondo arbitro Alice Crivellente di Verona. A brevissimo scopriremo i roster, o meglio i sestetti schierati in campo dalle due formazioni. Andiamo quindi con la formazione del Cogne Aosta, che schiera in campo con il numero 3 Catrin Gamba, con il numero 4 Giorgia Boccato, con il numero 6 il capitano Elisa Servidio, con il numero 10 Elisa Zuccolotto, con il numero 12 Ilaria Cavallo, con il numero 18 Giulia Bonetti e con il numero 1 il libero Eugenia Ceca. Andiamo quindi a scoprire le carte della Pallavolo Celadina Volley Bergamo, che schiera in campo con il numero 2 Alice Colleoni, con il numero 6 Aurora Micheletti,
con il numero 9 Alice Sabbioni, con il numero 10 Giulia Secomandi, con il numero 12 Sara Nava. E a difendere, prima di andare a scoprire chi sarà il libero schierato in campo dalla pallavolo Celadina, spazio al capitano, il numero 13 Evelyn Alias, mentre a difendere la seconda linea ci sarà il libero Rebecca Giampaolo. Il match si aprirà con il servizio di Alice Colleoni. Tiene in ricezione Cogna Osta, la scelta dell'attacco dal centro. Viene fischiata però un'invasione che vale il primo punto per la pallavolo Celadina Volley Bergamo. Ricezione non pulitissima da parte del Cogna Osta. C'è la difesa e la ricostruzione del gioco della formazione lombarda, che trova però il muro serratissimo formato da Catrina Gamba e Giulia Bonetti. Giorgia Boccato al servizio, c'è la ricezione, palla in mano al palleggiatore, l'attacco dal centro di Aurora Micheletti. Palla a terra, punto pallavolo Celadina Volley Bergamo. Arriva l'ace della formazione lombarda con Aurora Micheletti. Ricezione non pulitissima da parte del Cogna Osta. In qualche modo tiene in piedi l'azione, risponde pallavolo Celadina Volley Bergamo, ma c'è la buona difesa del Cogna Osta che non riesce però a bissare e regala così il quarto punto alla formazione diretta da Alberto Mazzantinti. Ancora Aurora Micheletti dai 9 metri. La palla questa volta è out. Tiene in ricezione il Volley Bergamo, c'è la difesa e la ricostruzione del gioco da parte del Cogne. Gioca sulle mani del muro, ricostruzione del gioco di Bergamo. Tocca ora a Cogne. Non riesce a mettere palla a terra. C'è qualche tentennamento di troppo a rete da parte di Bergamo, che ora ha la possibilità di fare la voce grossa, ma c'è l'ottima risposta del Cogne che gioca una palletta, buona la difesa, palla ancora in gioco, azione tiratissima. Tocca ora a Bergamo provare a spingere sull'acceleratore, ma c'è il muro di Cogne. Attenzione, attacco da posto 4, buona la difesa del Cogne che attacca ora con Ilaria Cavallo. Palla ancora nella metà campo lombarda. Ricostruzione del gioco da parte del Cogne che cerca un varco con Ilaria Cavallo.
Scelta vincente, punto per la formazione valdostana. Ricostruzione del gioco da parte del Volley Bergamo, che pesa sull'acceleratore e piazza a terra un'ottima palla con Sara Nava. Volley Cogne ora a spingere, approfitta anche di un tentennamento in difesa da parte della formazione lombarda. Ricezione fallosa da parte della formazione lombarda, che aggiusta come può. Tocca ora a Cogne ricostruire il gioco. Palla ancora nella metà campo valdostana e il punto è della pallavolo Cialadina Volley Bergamo. Ricezione non perfettissima da parte del Cogne, che attacca con Ilaria Cavallo. Ricostruisce Volley Bergamo, buona la difesa del Cogne, ancora con Cavallo. Tocca ora alla pallavolo Cialadina Volley Bergamo a fare la voce grossa, e lo fa con Sara Nava. Tiene in ricezione Cogne, ancora un attacco con Ilaria Cavallo, buono in lungolinea. Sette 5 il parziale in questo primo set, ancora a condurre la formazione lombarda, avanti di 2 lunghezze. Tiene in ricezione Bergamo, difesa che non è rigiocabile da parte della Cogne. Ottimo lavoro di Alice Colleoni. Sara Navalla a servizio. Ricezione staccata da rete, ci arriva comunque la palleggiatrice della formazione valdostana. Ottimo lavoro poi finalizzato da Giorgia Boccato. Elisa Zuccolotto al servizio per il Cogne. Risponde Bergamo, ma trova il muro chiusissimo della Cogne. Palla ancora in gioco. Difesa e ricostruzione da parte di Bergamo, che attacca dal centro con Aurora Micheletti. Giulia Secomandi al servizio. 9-6 il parziale in questo primo set. Tiene in ricezione, ricostruisce il gioco Cogne Aosta, ma la palla è out. Tiene in ricezione Cogne,
Va all'attacco con Giorgia Boccato che lavora bene sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto del 10-7. E arriva l'ace della capitana. Ottimo lavoro dai 9 metri di Elisa Servidio. 10-8 il parziale in questo primo set. Palla nella metà campo Lombarda, ottimo lavoro in difesa di Cogne, nonostante la capitana cerchi di tenere in piedi l'azione, la palla non è rigiocabile. Alice Colleoni al servizio e arriva l'ace. Punto per la pallavolo Cialadina Volley Bergamo. E arriva un altro ace che vale il 13° punto per la formazione bergamasca. E arriva un altro ace. Attenzione perché il turno in battuta. C'è stata una rettifica poi dall'arbitro che ha valutato out il pallone, quindi la palla è passata nelle mani del CS Cogne Aosta. Bergamo però non perde tempo e piazza a terra una diagonale vincente con la capitana Evelyn Alias. E c'è il time out chiesto dalla panchina valdostana. Posto, tanto solo lì può tirare, solo di fianco, quindi il muro è piazzato, tutti subito là, ok, tutti, e iniziamo avanti per Squadre che rientrano in campo dopo il time out chiesto dal coach Leonardo Baio. Al servizio per il Volley Bergamo la numero 6 Aurora Micheletti. Tiene in ricezione l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2. Palla ancora nella metà campo valdostana. Tocca ora ad Ilaria Cavallo spingere sull'acceleratore. Ottima parallela. Al servizio ora Catherine Gamba. Ricezione a filo rete. Palla nelle mani del Cogne. Ancora Bergamo. Trova però la strada serrata a muro. Ottimo lavoro di Elisa Zuccolotto. 14-11 il parziale. Tiene in ricezione Bergamo. Lavora bene sul lungolinea. Non riesce a tenere in piedi la difesa Giorgia Boccato. Punto per la pallavolo Cialadina. 15-11 al servizio Alice Sabbioni. Buona la ricezione, palla nelle mani della palleggiatrice
Attacco dietro dal centrale, non riesce però il libero valdostano a tenere in piedi la difesa. Punto per la Pallavolo Bergamo, che si porta ora sul 16-11. La palla sembrava in, ma viene giudicata out. 12° punto Cogne, che va al servizio con Giulia Bonetti. Tiene in ricezione l'apertura del gioco. Buona la difesa della Cogne. Ancora Bergamo a pestare sull'acceleratore. Buon lavoro a rete del Cogne. E arriva però l'errore di Alice Colleoni. Palla in rete, punto Cogne. Palla nella metà campo bergamasca. Tiene in difesa Cogne. Buon lavoro dal centro di Elisa Zuccolotto. 16-14. Tiene in ricezione Bergamo, pesa sull'acceleratore ma c'è l'ottimo lavoro in difesa di Cogne. Palla nella metà campo bergamasca. Evelyn Alias trova però la difesa, la ricostruzione del gioco delle valdostane. Palla al centro, scelta vincente con l'attacco di Sara Nava. C'è un cambio nelle fila della formazione bergamasca. In campo la numero 5 Matilde Manzoni per Evelyn Alias. Ricezione abbondante alla quale risponde un contrattacco pasticciato della formazione bergamasca, che ora ha la possibilità di pestare sull'acceleratore e lo fa egregiamente con Alice Colleoni. L'apertura del gioco per l'attacco in lungolinea di Ilaria Cavallo, che esce però dal perimetro di gioco. 19-14, allunga il passo la formazione bergamasca. Tiene in ricezione Cogne, palla nella metà campo bergamasca che spinge ancora dal centro. Ottimo lavoro di Sara Nava. Ilaria Cavallo, CS Cogna Osta. 19-15 il parziale in questo primo set. La palla è out. Punto per la formazione bergamasca, che si porta ora sui 9 metri con Sara Nava. La palla esce dal perimetro di gioco, punto Cogne. Tiene in ricezione la formazione bergamasca, che va ora a segno con Alice Colleoni, che spiazza la difesa avversaria e mette a terra la palla del 21-16. E c'è il time out
chiesto dalla panchina valdostana. 21-16 il parziale. Squadre pronte a rientrare in campo. 21-16 il parziale in questo primo set. A condurre la formazione bergamasca. Ora sui 9 metri con Giulia Secomandi. Costruisce il gioco Cogne dopo la buona ricezione. Tocca ora a Bergamo a fare la voce grossa e lo fa con Alice Colleoni. Ottimo lavoro in attacco. 22-16, allunga il passo la formazione bergamasca. Ancora al servizio con Giulia Secomandi. Ricezione staccata da rete, fatica poi a ricostruire il gioco la formazione valdostana. Bergamo invece spinge sull'acceleratore e va a segno ancora una volta dal centro con Aurora Micheletti. Il gioco veloce della formazione bergamasca è sicuramente ostico da difendere per Servidio e compagne. Adesso c'è un errore da parte del libero con questa ricezione che esce dal perimetro di gioco. 24-16, set point per la formazione bergamasca. Ancora problemi in ricezione per le valdostane e c'è questo block out conquistato dal Pallavolo Celadina Volley Bergamo, che conquista così il primo set con il punteggio di 25-16.
la vittoria nel primo set della formazione bergamasca, squadre che rientrano in campo per dare inizio a questo secondo set. Ricordiamo in palio c'è il titolo di Coppa Italia Serie D femminile. Secondo set si aprirà con il servizio del CS Cogna Aosta. Ricezione fallosa da parte della formazione bergamasca che regala il primo punto alle valdostane. Ricezione palla in mano del palleggiatore che ben amministra per Aurora Micheletti. 1-1. Ed è proprio il centrale Aurora Micheletti ad andare al servizio e a sfiorare l'ace. Vantaggio Cogne che va ora al servizio con Catrin Gamba. Ricezione non pulita di Bergamo che aggiusta come può. Contrattacco Cogne. Palla nella metà campo bergamasca con l'ottimo lavoro a rete di Evelyn Alias. Ace sorpasso Bergamo. Tiene in ricezione Cogne, l'attacco dal centro con Elisa Zuccolotto. Palla a terra. Questa volta la palla è della formazione valdostana, complice qualche errore di troppo delle bergamasche. E arriva l'ace sulla ricezione fallosa di Alice Colleoni. Ancora problemi in ricezione per le bergamasche che ora hanno però la possibilità di contrattaccare e lo fanno egregiamente con Saranava. Arriva l'ace con la capitana Evelyn Alias. Ancora al servizio la capitana bergamasca. Risponde però Cogne, lo fa con un ottimo lavoro in attacco di
Giulia Secomandi, Pardonna, con un ottimo lavoro a rete di Elisa Zuccolotto. Tiene in ricezione Bergamo, va all'attacco ora con Alice Colleoni. Non riesce Cogne a tenere in piedi la difesa, a rigiocare questa palla. Punto alle bergamasche che vanno al servizio con Saranava. Out il servizio delle bergamasche. Punto Cogne. In ricezione, seppur con palla staccata da rete, la formazione bergamasca che spinge in attacco e porta a casa il punto della parità, 7-7. Al servizio per la pallavolo Celadina, volley Bergamo, Giulia Secomandi. Ricostruisce il gioco Cogne e spinge con una grande Giorgia Boccato. Punto per le valdostane. Si portano in vantaggio e vanno al servizio con la loro capitana Elisa Servidio. In ricezione la formazione bergamasca, che trova però la saracinesca completamente chiusa a muro. Aurora Micheletti non riesce a passare dal centro. Punto Cogne. Cogne al servizio, buono il lavoro in ricezione del libero bergamasco, ben supportato poi dall'attacco vincente di Elisa Servidio. Pardonna, Aurora Micheletti. 8-9 il parziale. Al servizio Alice Colleoni, palla out. Cogne che si porta ora sul +2, 8-10 al servizio Giorgia Boccato. Tiene in ricezione il libero bergamasco, buono il lavoro a rete anche di Alice Sabbioni, che spedisce al servizio Aurora Micheletti. Nove 10. La palla è out. Punto Cogne. Al servizio Catrin Gamba. Ricezione fallosa del libero bergamasco. Punto Cogne.
Attenzione perché ora la formazione valdostana sta allungando il passo, 9-13 il parziale in questo secondo set. Ricordiamo nel primo set ad imporsi è stata la formazione bergamasca. Costruisce il gioco la pallavolo Celadina Volley Bergamo, palla nella metà campo di Cogne, che trova però l'ottimo lavoro a muro di Alice Sabbioni, che va ora al servizio. Non riesce a rigiocare la palla la formazione valdostana, che regala così un punto alle bergamasche che si rifanno sotto. Tiene in ricezione Cogne, palla nelle mani della palleggiatrice che ben amministra per l'attacco dal centro. Risponde Bergamo sempre dal centro, ma trova il muro coriaceo di Elisa Zuccolotto. Punto Cogne. Nuovamente avanti di 2 lunghezze, 11-13. Tiene in ricezione la formazione bergamasca, che spreca però un'opportunità con questo attacco out di Evelyn Alias, e c'è il time out chiesto dalla panchina bergamasca. Squadre nuovamente in campo dopo il time out chiesto dal coach della pallavolo Celadina Volley Bergamo. Ricezione abbondante per il Volley Bergamo, che si trova un po' in difficoltà nella ricostruzione del gioco. Palla nella metà campo valdostana, che prova l'attacco dalla seconda linea. Difesa di piede, però viene fischiata la doppia. C'è un cambio nelle fila della pallavolo Celadina Volley Bergamo. In campo Matilde Manzoni per la capitana Evelyn Alias, cambio al servizio. Tiene in ricezione Cogne, l'apertura per l'attacco da posto 4, palla nella metà campo bergamasca, l'appoggio per l'ottimo palleggio di prima intenzione della palleggiatrice valdostana, ma c'è anche l'ottimo lavoro poi a rete dell'attaccante bergamasca, che mette a terra la palla della 13-14. Cogne cerca la palla corta per mettere in difficoltà la difesa bergamasca, che risponde con un'altra palletta con Alice Colleoni, che altrettanto mette in difficoltà la difesa. Parità 14-14. Ancora Zuccolotto all'attacco, è sicuramente tra le migliori realizzatrici della formazione valdostana. Nuovo sorpasso della Cogna Osta, che si porta sul +1 e va ora al servizio con Ilaria Cavallo.
Buon attacco delle bergamasche che trovano però la risposta di Cogne, che spreca un'occasione con questa palla che di fatto si ferma nella propria metà campo, mal giocata da Giorgia Boccato. Nuova parità, 15-15. Cogne con qualche difficoltà cerca di chiudere l'azione, ma la parola fine la mette la pallavolo Celadina Volley Bergamo, passando su un muro scomposto. 16-15 la parziale in questo secondo set. Sara Navalla a servizio. Errore al servizio delle bergamasche che regalano il punto alla formazione valdostana, che risponde con Elisa Zuccolotto. Cambio nelle fila della Cogne, in campo Milena Malachias per Zuccolotto. E arriva l'Ace. Ancora Malachias al servizio, c'è però l'ottima risposta in ricezione in attacco delle bergamasche. Ancora un segno dal centro. 17-17. Pallavolo Celadina Volley Bergamo al servizio con Giulia Secomandi. Buon lavoro a rete da parte delle bergamasche, risponde però Cogne, che si fa insidioso, in qualche modo tiene in piedi l'azione la formazione valdostana. Palla nella metà campo bergamasca con l'ottimo lavoro a rete di Katrin Gamba. Attenzione, palla nella metà campo bergamasca, buon lavoro in difesa delle valdostane, che vanno ora ad attaccare con Giorgia Boccato, che si trova però il muro chiusissimo della pallavolo Celadina Volley Bergamo. Bergamasche che ora propongono un cambio, viene chiamata in causa Maddalena Foglieni. Cambio al servizio. 18-18 la parziale. Tiene in ricezione Cogne, che spinge poi lavorando bene sulle mani del muro avversario con la numero 18 Giulia Bonetti. Ritorna intanto in campo Alice Colleoni per Maddalena Foglieni nella metà campo bergamasca. Tiene in ricezione Bergamo, pesa sull'acceleratore in attacco, ma c'è il buon lavoro in difesa delle valdostane. Ancora fa la voce grossa Alice Sabbioni, c'è l'ottima risposta delle avversarie e c'è il punto ancora una volta dal centro con Aurora Micheletti.
Tiene in ricezione Cogne. L'attacco di Giulia Bonetti. Scelta vincente. Cambio nelle fila del Cogne, torna in campo Elisa Zuccolotto. Tiene in ricezione Bergamo, attacca con Sabbioni. Palla ancora nella metà campo bergamasca. Prova l'attacco dal centro, ma c'è il buon lavoro in difesa delle valdostane. Ancora Sabbioni. Palla nella metà campo di Cogne, ci prova ora Giulia Bonetti che va a segno. (19:21), attenzione perché ora è Cogne ad allungare il passo al servizio Catrin Gamba. Bergamo ancora con Sabbioni che spreca un'opportunità. E c'è un nuovo time out chiesto dalla panchina della Pallavolo Cialadina Volley Bergamo. E dopo il time out chiesto dal primo allenatore della formazione bergamasca, squadre che rientrano in campo. Ancora qualche problemino in ricezione per Bergamo che spinge però in attacco. Attenzione ora a Cogne con questo attacco dalla seconda linea. Non chiude Cogne a rete. Palla ancora nella metà campo valdostana nonostante qualche tentennamento di troppo. Vediamo se Bergamo ne approfitterà o meno. Purtroppo questo muro ritardato di Giulia Bonetti regala un punto alla formazione bergamasca. Attenzione perché c'è un doppio cambio pronto nelle fila bergamasche. In campo Sara Castelli per Giulia Secomandi e Valentina Fratus per Alice Sabbioni. Tiene in ricezione Cogne, trova l'ottimo muro che di fatto annienta ogni possibilità di passare di Elisa Zuccolotto, che sino ad ora era stata tra le migliori realizzatrici della formazione valdostana. 21-22 il parziale. Palla che sembrava in, ma viene giudicata out. Attenzione perché Cogne avanti di 2, 21-23 al servizio Giulia Bonetti. Quindi in ricezione Bergamo. Sporca un po' la copertura a muro la formazione bergamasca, che regala così il 24esimo punto a Cogne.
Tiene in ricezione la pallavolo Celladina Volley Bergamo, che gioca questa palletta con la nuova entrata Sara Castelli. 22-24. E c'è il time out chiesto dalla formazione valdostana. Fasi cruciali del set, 22-24, Cogne che conduce i giochi. Pallavolo Celladina Volley Bergamo al servizio. Spreca un'opportunità Cogne con questa imprecisione da parte della capitana, che non riesce a mettere nelle condizioni Zuccolotto di attaccare, e c'è un nuovo time out quando il parziale è sul 23-24. Squadre che rientrano in campo, fasi concitatissime del set. Al servizio la pallavolo Celladina Volley Bergamo. Tiene in ricezione Cogne, nonostante non riesca poi a finalizzare al meglio. Ma c'è l'ottimo lavoro a muro ancora una volta con Zuccolotto, che mette di fatto la parola fine a questo set, che rimette in pari la situazione con il Volley Cogne, che si aggiudica il secondo set con il parziale di 25-23 sulla pallavolo Celladina, che si era aggiudicata il primo set. Il sindaco di Montegrotto, gli facciamo fare una battuta? Sì, chi è adesso? Riccardo Mortandello. Mottardello. Te lo chiamo? Quando inizia il set, se vuoi.
Sport che, affacciandosi alla nostra realtà turistica, può veramente essere un volano anche per la ripartenza, quindi vedere questi atleti, vedere un'organizzazione che comunque tiene conto di tutta la normativa e di tutti i dettami imposti per contingentare il coronavirus, sta dando spettacolo, e quindi complimenti all'organizzazione, ed è bello questo approccio per sperare di ripartire in fretta. Portare qui un evento nazionale come quello che stiamo commentando in questi giorni, cosa vuol dire a livello di amministrazione? Cioè porta sia a livello di indotto ma anche a livello di nomea, immagino. Assolutamente sì, viviamo in un territorio magnifico ed è giusto farlo conoscere. Abbiamo delle peculiarità uniche legate al termalismo, legate all'acqua salso-bromo-iodica, che è un toccasana anche per gli sportivi, per chi vuole rigenerarsi dopo sedute di allenamento importanti, e abbiamo delle strutture importanti per accogliere questo genere di eventi. Quindi un approccio che è rivolto all'Italia e alla parte migliore dello sport, e soprattutto quella giovanile. E speriamo che questo sia un evento che rilancia una serie di eventi che potranno trovare qui nel territorio delle terme sicuramente terreno fertile per ospitare eventi di questo calibro. Assolutamente sì, ricordo il trofeo Campesan, ricordo tutta una serie di eventi legati alla pallavolo che già da anni abbiamo portato su questo territorio. Speriamo di saldare un legame con la pallavolo, anche per l'approccio che i giovani devono avere allo sport, e con la pallavolo stiamo vedendo anche le grosse soddisfazioni che abbiamo anche a livello di Olimpiadi, soprattutto per quanto riguarda la pallavolo femminile, e quindi un approccio che deve essere quello di ripartire non solo da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sportivo attraverso i nostri giovani. E qui da Montegrotto stiamo lanciando proprio questo tipo di messaggio. Sì, una ripartenza, e dobbiamo capire che non c'è solo l'economia ma c'è anche la mente, e lo sport aiuta ad affrontare le situazioni difficili, quindi dobbiamo insegnare soprattutto ai più piccoli che l'approccio sportivo aiuta anche ad affrontare le questioni e gli ostacoli che la vita ci pone di fronte. Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi e per aver portato i suoi saluti. Torniamo alla cronaca del match. Assolutamente sì, è più interessante. Buona partita a tutti. Grazie. Nel frattempo, mentre noi chiacchieravamo con il primo cittadino di Montegrotto Terme, ha preso avvio anche il terzo set tra la formazione della Pallavolo Celadina e il Cogna Aosta. Ricordiamo che il primo parziale è stato vinto dalla formazione bergamasca, il secondo dalla formazione valdostana, che in questo momento sta conducendo anche il terzo set avanti di 3 lunghezze.
Dicevamo, è una partita sicuramente che si sta giocando sugli equilibri. Dopo un primo set dove la formazione del Cogne Aosta è partita un pochino in sordina, nel secondo ha iniziato ad essere più concreta e più incisiva, dando del gran filo da torcere alla formazione bergamasca. Adesso l'avvio di questo terzo set è partito ad appannaggio di Servideo e compagne, che si stanno mostrando molto concrete e pulite nel loro gioco. Palla che torna nella metacampo bergamasca, che va ora al servizio con Alice Sabbioni, che non riesce però a finalizzare. Risponde quindi il Cogne Aosta con Giulia Bonetti. Qualche problema in ricezione per la formazione bergamasca, che regala così il punto al Cogne Aosta. Ancora Bonetti al servizio. Risponde Bergamo, ma c'è anche l'ottima difesa di Bonetti. Di prima intenzione la capitana valdostana ricostruisce il gioco. La chiamata per l'attacco di Bonetti. Pista sull'acceleratore la pallavolo Celladina, volley Bergamo, che va a segno. Al servizio ora Matilde Manzoni. Tiene in ricezione Cogne, che va ora ad attaccare con Ilaria Cavallo. Risponde la pallavolo Celladina, volley Bergamo, che spreca un'opportunità con questa diagonale out di Alice Colleoni. Out anche il servizio del Cogne Aosta. Saranava per la pallavolo Celladina. Palla out. 5-9 il parziale in questo terzo set, ancora il Cogne a condurre. Zuccolotto al servizio. Ricostruzione del gioco da parte della formazione bergamasca, che passa dal centro. Riceve Cogne, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Viene ravvisata un'infrazione a rete che vale il punto della formazione valdostana. Al servizio la capitana Elisa Servilio. Tiene in ricezione Bergamo, attacco dal centro vincente, con l'anticipo di Aurora Micheletti.
7-10 la parziale in questo terzo set, ancora la formazione valdostana a condurre dopo essersi presa il secondo set. Però c'è il muro vincente di Bergamo. Qualche problema in ricezione per Cogne, che aggiusta come può, ricostruisce il gioco ora volley Bergamo, ancora dal centro. Diciamo che il gioco veloce al centro è quello che sta mettendo più in difficoltà la difesa della Cogne Aosta. Tiene in ricezione il Cogne, palla nella metà campo bergamasca. Buon lavoro a muro dalla formazione valdostana, che si porta sulla +2, 9-11. Ottimo lavoro a muro sull'attacco dal centro delle bergamasche. La formazione valdostana ha saputo prendere le misure anche nell'attacco veloce dal centro della formazione bergamasca. Attacco da posto 4 delle bergamasche con l'ottimo lavoro in difesa delle valdostane. Palla nella metà campo della pallavolo celadina e ottimo lavoro a muro di Katrin Gamba. 9-13 il punteggio. E c'è il time out. Il punteggio, squadra in campo dopo il time out chiesto dalla panchina bergamasca. Al servizio il Cogne Aosta. Ricostruisce il gioco Bergamo e trova ancora un ottimo muro di Katrin Gamba. Palla cortissima, aiutata dal nastro, trova l'ace Giorgia Boccato. 9-15 il parziale. E arriva l'ace, sempre di Giorgia Boccato. Questa volta è out. 9-16 il parziale, palla che torna nella metà campo bergamasca. Al servizio Aurora Micheletti. In qualche modo tengono in piedi l'azione le valdostane. Palla sporcata dal muro, ottimo lavoro poi nella ricostruzione del gioco di Servidio e compagnia, ma arriva il braccio pesante di
di Alice Colleoni. Il parziale in questo terzo set, arriva l'Ace, e c'è il time out chiesto dalla panchina valdostana. Giulia, quando vediamo quella palla senza il centrale, vai sulla rincorsa, mettiamo le mani sulla rincorsa in attacco, ok? Mettiamo le mani, voglio i laterali con le mani interne sulla rincorsa dell'attaccante. Squadre che rientrano in campo dopo il time out, ricordiamo il parziale in questo terzo set, 12-16. Palla nella metacampo valdostana, ottimo lavoro a muro delle bergamasche, tocca ora a Bonetti a giocare di intelligenza con questa palletta che spezza la difesa avversaria. Catrina Gamba al servizio. Ricezione e ricostruzione del gioco dalla formazione bergamasca che spiazza la difesa valdostana. 13-17. Tiene in ricezione Cogna Osta, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, c'è il buon lavoro in difesa delle bergamasche, l'appoggio per l'attacco di Ilaria Cavallo, attacco dal centro, trova un varco, la pallavolo Celadina, volley Bergamo. (14-17) al servizio Alice Sabbioni che piazza a terra un ace prezioso in questo frangente. Arriva però un errore da parte della pallavolo Celadina Volley Bergamo che vale il 18° punto per il Cogna Osta. Attacco di forza della pallavolo Bergamo che trova però la strada serrata a muro, adesso spreca qualche occasione il Cogna Osta e si rifà sotto la pallavolo Bergamo. Tiene in ricezione la formazione valdostana, Zuccolotto piazza a terra un'ottima palla. (16-19) al servizio Ilaria Cavallo.
Tiene in ricezione Bergamo, spinge in attacco ma c'è il buon lavoro a rete e in contrattacco della formazione valdostana che piazza a terra un altro punto prezioso. (20-16). Buona la ricezione delle bergamasche che trovano però la strada serrata a muro ancora una volta. Buon lavoro di Zuccolotto, ben supportata dalla difesa di Bonetti. Attenzione, ancora una diagonale, questa volta chiusa, ci prova di prima intenzione Servideo. Buona la difesa delle valdostane, attenzione attacco da posto 4, palletta, scelta vincente di Giorgia Boccato. Cambio nelle fila della formazione bergamasca, in campo Maddalena Foglieni, cambio che abbiamo visto anche nei set precedenti. Tiene in ricezione Bergamo, attacco abbondante di Alice Sabbioni che regala il punto alle valdostane. (16-22). Contrattacco non pulitissimo da parte delle bergamasche, risponde Cogne con un attacco ragionato di Giorgia Boccato, palla a terra che vale il 23esimo punto. E arriva l'ace! 16-24, attenzione, fase cruciale di questo terzo set. Spreca un'opportunità il Cogne Aosta. 17-24 il punteggio, al servizio ora Saranava. Tiene in ricezione la formazione valdostana. Ottima parallela di Giorgia Boccato che piazza a terra la palla del 17-25. Attente perché il CS Cogne Aosta è riuscito ad imporsi in questo terzo set e a portarsi in vantaggio nella conta dei set. Quindi Cogne che è avanti 2-7-1. Respira un po'. Eccolo.
pronte a rientrare in campo per dare vita al quarto set, che potrebbe essere decisivo, perché ricordiamo nel terzo parziale Konya Osta si è imposta portandosi avanti nella quota dei set, quindi sta conducendo la gara 2-7-1. Prima di addentrarci alla cronaca del match, noi abbiamo il piacere di avere qui con noi il vice sindaco di Battaglia Terme, Antonio Ranco. Battaglia Terme che dicevamo, Battaglia Terme che è comune limitrofo e anche sede dei vari match che si sono giocati, soprattutto per quanto riguarda il maschile, che si sono conclusi ieri con la finalina terzo-quarto posto. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie al Presidente regionale Roberto Maso, e per noi come Comune è stato veramente un piacere partecipare a questo evento sportivo. Abbiamo visto finalmente della bella pallavolo dopo un anno, oltre un anno. Si può dire che la palestra era quasi chiusa, se non qualche allenamento. Aprirla per un torneo così importante come questa fase finale è stato veramente un motivo di gioia, di vedere questi ragazzi che finalmente possono socializzare, possono riprendere a vivere effettivamente nello sport, a rivivere proprio quello che è la loro vita di tutti i giorni. Questa è stata veramente una cosa molto importante per noi. Qual è stata la risposta dei concittadini? Hanno apprezzato questo il ritorno del grande volley, no? Sì, è stato molto apprezzato. Quello che dispiace è che non hanno potuto partecipare a vedere questa manifestazione, però a livello anche comunale c'è stato veramente un entusiasmo su questa ripresa dello sport. La pallavolo nel vostro territorio è uno sport sentito? Allora noi per anni abbiamo avuto la pallavolo fino alla Serie C a Battaglia, che avevo anche allenato per 30 anni di pallavolo, e sinceramente è molto sentito anche nel settore giovanile e femminile in particolare. Adesso abbiamo una collaborazione con la Lutecnos di Pernumia proprio per fare il settore giovanile. Quest'anno c'è stato anche un interesse da parte del Volley Rio, che ha acquisito i diritti della Serie B femminile e ci ha chiesto di poter giocare a Battaglia, quindi ecco, anche questa è una bella notizia, perché a un certo punto possiamo veramente dar vita al nostro palazzetto con uno sport a un buon livello, perché una Serie B femminile è sempre veramente un qualcosa di importante per dare anche lustro a quello che è il nostro paese. Quindi si sta gustando questa finale, soprattutto da appassionato oggi. Esatto. Bene, noi la lasciamo guardare la Grazie. finale, perché siamo tutti curiosi di scoprire chi riuscirà poi a spuntarla in questa finale nazionale, e torniamo alla cronaca del match. Grazie a lei, grazie a voi. Allora, dicevamo, quarto set partito, parziale che è sul 3-1 ancora per il Volley Bergamo, quindi che è tornato a far sentire la propria forza, la propria incisività dopo aver avuto 2 set così. È anche vero che comunque il Konya Osta si è mostrato molto incisivo ed era difficile da arginare il gioco della formazione diretta da Leonardo Baio. 4-1 il parziale in questo quarto set, a condurre la formazione bergamasca, che anche ora sta mettendo i bastoni tra le ruote, pestando soprattutto dai 9 metri. Errore al servizio di Alice Sabbioni, che manda sui 9 metri Giulia Bonetti. Palla nella metà campo valdostana, che in qualche modo tiene in piedi l'azione. Volley Bergamo che ora ha la possibilità di fare il proprio gioco. Ottimo lavoro a rete delle valdostane.
Ancora volley Bergamo con Alice Colleoni che fatica a passare a muro e spreca l'occasione anche Sara Castelli con questa palla che esce dal perimetro di gioco. Qualche problema in ricezione per il volley Bergamo che riesce comunque a tenere in piedi l'azione. Palla ancora nella metà campo bergamasca con questo erroraccio da parte di Alice Colleoni. Cogna Osta che si rifà sotto. Palla nella metà campo valdostana con Servidio che chiama in causa Zuccolotto. Palla corta, l'appoggio per l'attacco dalla seconda linea. C'è la difesa e la ricostruzione del gioco di Bergamo, ottimo lavoro del libero valdostano. Scelta della palletta da parte di Ilaria Cavallo che va a segno e porta la propria formazione in parità. Qualche problemino in ricezione per le bergamasche. Ricostruisce il gioco il Cogna Osta. Tocca ora a Bergamo a lavorare dal centro. Risposta delle valdostane. Ora dalla seconda linea. C'è però il buon lavoro in difesa di Bergamo che finalizza con Alice Colleoni. Cambio nelle fila bergamasche, in campo Giulia Colleoni. Attacco da posto 4 per Ilaria Cavallo. Bergamo ora in fase offensiva, c'è però il buon lavoro del libero valdostano, l'appoggio di Zuccolotto. Bergamo che prova a mettere giù la palla da posto 4 ancora una volta con Sara Castelli. Buon lavoro in difesa del Cogne. Viene fischiato un quarto tocco alle bergamasche che vale il punto al Cogna Osta. Tiene in ricezione la pallavolo Celladina e va a segno con Sara Castelli. Riceve il Cogna Osta, contrattacca con Zuccolotto. Scelta vincente. Errore al servizio per la centrale. Forza alla formazione valdostana.
Si procede punto a punto con il sorpasso del Volley Bergamo, 8-7. Tiene in ricezione Cognaosta, trova però la saracinesca completamente chiusa a muro delle bergamasche. Ricostruzione del gioco da parte delle valdostane, che giocano la palletta con Giorgia Boccato. Tiene in ricezione Bergamo, gioca la palla dal centro, ma c'è l'ottimo lavoro in difesa delle valdostane. Ancora un buon lavoro in difesa e ricostruzione del gioco da parte del Cognaosta. Palla nella metà campo bergamasca. Azione lunghissima. E questa volta a passare è Alice Sabbioni. Spinge al servizio Bergamo, risponde il volley Cogne con Bonetti che chiede un tocco a muro che però non c'è stato. Errore in battuta per le bergamasche che regalano il punto alle valdostane. Tiene in ricezione Bergamo, seppur con palla staccata da rete. Ottimo lavoro in fase difensiva delle valdostane. Ancora Bergamo, ma c'è l'ottimo posizionamento in difesa del Cognaosta che finalizza con questo lungolinea pungente. (11-10), attenzione perché siamo lì punto a punto. La palla esce dal perimetro di gioco, allunga il passo il volley Bergamo, 12-10. Aurora Micheletti al servizio. Arriva l'Ace su questa ricezione scomposta. Ancora Aurora Micheletti al servizio, 13-10 la parziale in questo quarto set, aiutata dal nastro, trova l'Ace. E c'è il time out. Facendo solo palle piazzate, ok? Alice, prima ti ho fatto la palla qua, è roba tua, bene? Palletta qua, vai, poi vai in eventuale contrattacco, bene? Sei poco rincorso, lavori molto in mano.
Dopo il time out, squadre che rientrano in campo, il parziale è di 14-10. Tiene in ricezione la formazione valdostana, risponde Bergamo e lo fa con un'ottima palla di Alice Colleoni. Tiene in ricezione il Cognaosta, c'è però l'ottimo lavoro in difesa e contrattacco delle bergamasche. Spreca un'occasione il Cognaosta che cerca un tocco che non c'è stato. 16-10. Palla che esce dal perimetro di gioco, punto Cognaosta che si porta ora al servizio con Catrin Gamba. Tiene in ricezione Bergamo, l'attacco ora da posto 4. Tocca ora al volley Cogne che non approfitta della situazione e arriva però la diagonale vincente di Ilaria Cavallo. Ricezione abbondante, riesce comunque Bergamo a dire la sua in attacco. Palla ancora nella metà campo bergamasca. Tiene in ricezione, ricostruisce il gioco, attacco di Bonetti. Chiedono un tocco a muro, ma per il primo arbitro non c'è. Attenzione perché le bergamasche si portano sul 17-12 e c'è un cambio dentro Valentina Fratus per Giulia Secomandi. Tiene in ricezione, palla in mano, attacco di Zuccolotto. Scelta vincente. Bonetti al servizio, ricostruisce il gioco Bergamo che è aiutata dal nastro, trova il punto con Alice Colleoni. Tiene in ricezione il Cognaosta, attacco di Zuccolotto, ancora vincente. (18-14). Sono 4 le lunghezze che separano le due formazioni. Ricezione abbondante, in qualche modo aggiusta il volley Bergamo, poi viene fischiata la doppia.
18-15 il parziale in questo quarto set. Tiene in ricezione l'attacco da posto 4, ottimo lavoro in difesa delle valdostane. Palla staccata da rete, spreca questa occasione Giorgia Boccato. In ricezione il Cogne Aosta, buono il lavoro in difesa e ricostruzione del gioco di Bergamo, che trova però la strada serrata a muro. E adesso però una difesa lunga da parte del libero valdostano. Punto volley Bergamo, 20-15, e c'è il time out chiesto dalla panchina valdostana. Quella è l'attacco. In difesa non facciamoci trovare sui tamponi, siamo sempre avanti, sempre positive, propositive, mai passive. Squadre che rientrano in campo dopo il time out. 20-15 il parziale in questo quarto set. Palla abbondantemente out, punto per il Cogne Aosta, che ricordiamo è avanti nella coda dei set. Per loro questo quarto set potrebbe essere definitivo. Al servizio però viene chiamata in causa Milena Malachias per Elisa Zuccolotto. Tiene in ricezione Bergamo, l'apertura del gioco per l'attacco di Alice Sabbioni. Tocca ora a Aosta fare la voce grossa e lo fa con questa diagonale strettissima che porta alla firma di Giorgia Boccato. (20-17). Tiene in ricezione Bergamo, l'attacco dal centro, ottimo lavoro in difesa di Cogne. Malachias, c'è la difesa e la ricostruzione del gioco di Bergamo, che passa dal centro ancora una volta con Aurora Micheletti. Costruzione del gioco da parte delle valdostane, che lasciano ora incustodito il muro di posto 3 e la palla cade a terra. 22-17. Tiene in ricezione Cogne, ottimo lavoro a muro, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4. Tiene ancora in piedi la difesa il Cogne. Micheletti dal centro, palla che non cade a terra, ottimo lavoro di Bonetti in difesa. Ancora una volta il Cogne che si trova a giocare una palla che sembra impossibile. Questa volta però è Bergamo a fare la voce grossa in questa azione lunghissima.
Volley Bergamo al servizio, 23-17 il punteggio, ci si avvia verso il tie break, a meno che Cogne non smentisca il pronostico, però sembra che Bergamo sia indirizzato verso la chiusura di questo quarto set, che rimetterebbe in pari la partita. 23-18, intanto Cogne Aosta al servizio. Ancora un attacco vincente dal centro con Aurora Micheletti. 24-18 in campo per la formazione bergamasca Matilde Manzoni per Sara Castelli. Ricezione non pulitissima da parte delle valdostane, ricostruisce il gioco Bergamo, ancora una volta insidioso dal centro con la solita Aurora Micheletti che piazza a terra la palla del 25-18, il che significa tie break. Sta per prendere avvio questo quinto set dopo veramente una partita tiratissima da ambo le parti, dove tutte e due le formazioni hanno mostrato il meglio di sé. Ci troviamo ora a commentare il quinto set dopo, ricordiamo, una vittoria del primo parziale da parte della formazione bergamasca.
a cui ha fatto seguito la vittoria nel secondo e terzo set della formazione valdostana e quindi il quarto set vinto dalle bergamasche, che quindi hanno portato il verdetto di questo match alla tie break. Quinto set che si aprirà con il servizio del Cogna Osta. Tiene in ricezione Bergamo, buona la difesa, attacco di Bonetti, la difesa e la ricostruzione nel gioco delle bergamasche che passano ancora una volta dal centro. Micheletti è sicuramente un avversario ostico per il volley Cogne. Ricezione non pulitissima, giusta come può il Cogna Osta. Palla ancora nella metà campo valdostana che ora fa la voce grossa con Ilaria Cavallo. Uno pari. Tiene in ricezione, seppur con palla staccata da rete, il volley Bergamo. Ottimo lavoro di Zuccolotto a muro. L'appoggio per l'attacco da posto 4. Sceglie la palletta, però c'è l'ottimo lavoro in difesa delle bergamasche. Palla nella metà campo valdostana che è giusta come può. Bergamo ha tutta la possibilità di ricostruire a suo piacimento il gioco, trova però il muro ancora una volta di Zuccolotto e Bonetti. Servidio chiama l'attacco dalla seconda linea, difesa e ricostruzione del gioco da parte delle bergamasche. Tengono in piedi l'azione, palla ancora nella metà campo bergamasca con l'ottimo lavoro a muro di Zuccolotto. Tocca ora a Bonetti, sceglie la palla corta ma ci arriva il libero bergamasco. Giocano ancora una volta la palla corta. L'appoggio di Bonetti. Tocca ora l'attacco dal centro con l'ottimo lavoro di Zuccolotto a muro. Viene chiesta la formazione da parte della capitana della Cogna Osta, anche per rifiatare un po', perché veramente è stato uno scambio lunghissimo che arriva poi a margine di altri 4 set tiratissimi, per cui le forze sono anche ridotte al lumicino. Tiene in ricezione Bergamo, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2, non tiene la difesa valdostana. Due a 2 il punteggio in questo quinto set. Tiene in ricezione, ma il punto è tutto per le bergamasche. Tiene in ricezione il Cogna Osta, palletta corta di Zuccolotto che scombina un po' la seconda linea bergamasca, che spreca un'occasione con Alice Sabbioni.
Tiene in ricezione Bergamo, attacca dal centro, scomposta un po' la difesa delle valdostane, ancora palla nella metà campo bergamasca. Viene ravvisata un'infrazione da parte di Servidio che alza la mano. Tiene in ricezione il Cogna Osta, l'attacco di Zuccolotto. Nonostante il libero avesse intercettato la traiettoria, la formazione bergamasca non riesce a ricostruire il gioco. Il punteggio in questo quinto set. Costruzione del gioco e attacco intercettato però dalla difesa della Cogne. Palla nella metacampo valdostana con Servidio che chiama in causa Zuccolotto che passa sul muro avversario. Cambio nelle fila della pallavolo Ciuladina Volley Bergamo. In campo Evelyn Alias, la capitana. Tiene in ricezione Bergamo, tocca ora a Cogne ricostruire e lo fa con un ottimo colpo di Giorgia Boccato e c'è il time out quando siamo sul punteggio di 4-6 per la formazione Cogne Osta. Dobbiamo lavorare meglio. Entra bene con la spalla sinistra, vai. E dopo il time out a squadre che rientrano in campo. Tiene in ricezione Bergamo, la chiamata per l'attacco dal centro, risponde però il Cogna Osta mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Bonetti l'appoggio aiutato anche dal nastro, palla nelle mani di Servidio che chiama in causa Zuccolotto che viene però fermata dal muro. 5-6, si procede punto a punto. Di prima intenzione Servidio che spiazza la seconda linea avversaria. 5-7. Campo Milena Malachias per Zuccolotto. Out il servizio di Malachias.
6-7 al servizio Giulia Segomandi. Attacco del Cogne, scelta vincente di Servidio che chiama l'attacco di Giorgia Boccato. Si va al cambio campo con il vantaggio del Cogne, si porta avanti di 2 lunghezze, 6-8. Ci avviciniamo alle fasi finali di questo match che, ricordiamo, decreterà il vincitore della Coppa Italia Serie D femminile. Servidio al servizio. Errore in battuta per la capitana valdostana. Sette 8 al servizio il Volley Bergamo. Tiene in ricezione Servidio, chiama l'attacco di Giorgia Boccato, ma c'è il braccio pesante di Alice Colleoni. Otto pari. Tiene in ricezione il Cognosa, ottimo lavoro di Servidio. Ovviamente Volley Bergamo ha fatto il suo, ha approfittato di una situazione di deficit e l'ha fatto egregiamente. Quindi se puoi andiamo e tira, se no palletta lì, in diagonale, voglio dire, c'è il palletto in seconda linea, non li giocano in primo tempo, per noi è importante, ok? Dai, vado. Squadre che rientrano in campo. Ricordiamo Volley Bergamo avanti di un punto, 9-8. Volley Bergamo che è chiamato ora al servizio con Evelyn Alias. Tiene in ricezione Cogne, l'apertura del gioco per l'attacco di Bonetti. Scelta vincente, 9-9. E spreca un'opportunità Giorgia Boccato con questa palla che esce dal perimetro di gioco. 10-9. Tiene in ricezione Cogne, Servidio in bagger per l'attacco di Aria Cavallo. Punto Cogne.
Cambio nelle fila del Cogne, torna in campo Zuccolotto per Malachias. Contrattacco del volley Bergamo che trova però l'ostacolo del muro valdostano. Alla seconda occasione però Alice Colleoni non si fa certo chiamare impreparata, non si fa certo trovare impreparata e va a segno mettendo a terra la palla dell'11-10. In ricezione il Cogne Aosta, contrattacco del volley Bergamo, Servidio che chiama in causa l'attacco di Bonetti, scelta vincente, 11 pari. Bonetti al servizio, la difesa abbondante di Bonetti, palla nella metà campo bergamasca e c'è il lungolinea pungente di Colleoni. Cambio nelle fila del volley Bergamo, in campo Matilde Manzoni per Alice Colleoni. Ricezione lunga di Ilaria Cavallo che regala un calcio di rigore alle bergamasche. C'è il time out chiesto da Leonardo Baio. Regalare una palla loro non serve a niente, andiamo coraggio e andiamo a cercare il punto, Squadre che sono rientrate in campo per dare spettacolo in questa finalissima per il primo e secondo posto valida per la Coppa Italia di Serie D femminile. Volley Bergamo in fase offensiva, piazza a terra una palla ragionata con la capitana Evelyn Alias. Ma viene segnalata un'infrazione che vale il punto al Cogne Aosta, che si porta ora al servizio con Ilaria Cavallo. Tiene in ricezione Bergamo. L'attacco della capitana che trova però la difesa del Cogne che contrattacca con Giorgia Boccato. C'è l'ottima risposta però di Sara Nava che attacca senza muro. 14-12. Attenzione, Bergamo vicinissimo al titolo nazionale.
tiene in ricezione Cogne, prova a giocare una palla Servilio che però dà il là alla finale del Volley Bergamo, che di forza e di coraggio va a mettere a terra la palla del 15-12 che gli vale il titolo nazionale. La pallavolo Celladina Volley Bergamo infatti è la vincitrice di questa finale, primo e secondo posto della Coppa Italia Serie D femminile. Dalla Palaberta è tutto, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi e aver seguito queste fasi concitate delle finali maschili e femminili della categoria Serie D. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata, noi lasciamo lo spazio alle premiazioni.